La pandemia in Europa colpisce il lavoro, i diritti degli occupati e minaccia il valore degli stipendi. Vienna avvia la fase 2, ma non si placano le polemiche per la mancata chiusura dei centri sciistici. In Bulgaria le autorità sono accusate di usare l'emergenza sanitaria per emarginare la comunità rom. I medici e infermieri ucraini che come volontari hanno affrontato la crisi del Covid-19 negli ospedali delle Marche. Radio Italia, una trasmissione radiofonica che spopola Sarajevo anche con l'aiuto di Ramazzotti e Geco. 40 anni fa moriva il maresciallo Tito, capo partigiano e statista, ma anche dittatore, padre della Jugoslavia socialista. Lavoratori polacchi manifestano al confine con la Germania e la Repubblica Ceca. Protestano contro la sospensione del Trattato di Schengen, un salto all'indietro che ci ha riportato a oltre 20 anni fa all'Europa delle frontiere. Sono tornate code, sbarre e controlli. Eravamo abituati a prendere un aereo senza tirar fuori il passaporto, ma se la maggior parte di noi andava oltre confine solo per le vacanze, per queste persone la libertà di circolazione ha rappresentato l'opportunità di una occupazione all'estero. Lavoratori che ora sono in grande difficoltà, spiega Luca Visentini, dal 2015 al vertice della Confederazione Europea dei Sindacati. Purtroppo i lavoratori in mobilità, i lavoratori frontalieri che si spostano attraverso i confini per andare a lavorare sono tra i più colpiti da questa crisi sanitaria. Molto spesso i confini sono chiusi, non è possibile attraversarli e anche quando è possibile attraversarli molto spesso si fanno code chilometriche, si spendono ore per riuscire a raggiungere il proprio posto di lavoro e anche sul posto di lavoro non si è adeguatamente protetti. Per coloro che invece sono sospesi dal lavoro, soprattutto lavoratori migranti e frontalieri, c'è il problema che molto spesso i sussidi di disoccupazione o i sussidi di sostegno al reddito non vengono erogati adeguatamente dai paesi ospitanti o dai paesi in cui si risiede. È quindi necessario intervenire a livello europeo per far rispettare le regole, per far sì che anche se ci sono delle deroghe dovute alla protezione della salute pubblica, queste non intacchino i diritti dei lavoratori e che quindi le protezioni vengano garantite per tutti. La forza lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi, si muove da est a ovest e proviene da paesi dove gli ammortizzatori sociali sono deboli e gli stipendi anche 5 volte inferiori a quelli dei vicini più ricchi. E il rischio, con una impennata dei disoccupati e con molte aziende in difficoltà, è che i salari si comprimano verso il basso. Questa sarebbe la cosa più sbagliata da fare, perché non solo metterebbe a repentaglio la sussistenza delle persone e i loro diritti, ma rischierebbe di creare una doppia crisi e recessione poi quando l'emergenza sanitaria sarà finita, perché abbassare i salari significa abbassare il potere d'acquisto delle persone, significa ridurre ulteriormente le attività economiche quando il blocco delle attività economiche che stiamo attualmente fronteggiando finirà. Bisogna adottare una strategia alternativa completamente diversa, che è quella che ci devono essere immediatamente delle misure di sostegno per le imprese, così come bisogna assicurare ai lavoratori che sono stati sospesi dal loro posto di lavoro la compensazione dei loro salari in maniera adeguata. Non è con l'austerità che si riuscirà a superare questa crisi, non è con i tagli, tantomeno ai salari, che si potrà far fronte a queste difficoltà. Senza i lavoratori transfrontalieri e stagionali, interi settori dell'economia europea rischiano di bloccarsi. Per questo la Germania, in poche settimane, ha organizzato ponti aerei con cui ha portato 80.000 braccianti ungheresi, bulgari e rumeni nelle campagne per raccogliere fragole e asparagi. Chiediamo, può essere un modello da seguire? No, questa non è la soluzione per i problemi del mercato del lavoro europeo. Noi continuiamo a vedere imprese che delocalizzano dall'ovest verso l'est e milioni di lavoratori che si spostano verso l'ovest perché non riescono ad avere un salario decente nei loro paesi di origine. Dobbiamo risolvere questi squilibri nel mercato del lavoro europeo e l'unico modo per farlo è avere una reale convergenza dei salari e delle condizioni di lavoro verso l'alto. Si era cominciato ad avviare un processo molto positivo su questo prima della crisi del Covid. Dovremo riprendere questi ragionamenti
ragionamenti subito dopo la fine dell'emergenza e in particolare cercare di portare avanti quelle iniziative legislative che la Commissione europea aveva avviato per quel che riguarda appunto la convergenza salariale, la riduzione dei differenziali salariali tra i vari paesi, il rafforzamento della contrattazione collettiva e regole omogenee per il mercato del lavoro dell'Unione Europea. Queste sono le cose essenziali se vogliamo veramente costruire un mercato del lavoro non solo più giusto ma anche più economicamente efficiente per il futuro. Insomma, in questo periodo si discute di mettere in comune debiti e risorse, ma non dimentichiamoci che i diritti in Europa non sono ancora uguali per tutti. Città deserte, ristoranti chiusi, la maggior parte delle aziende ferme o ad attività ridotta. Anche l'Austria ha conosciuto il suo lockdown, sebbene meno severo che in Italia. 17.000 test al giorno è l'obiettivo del governo, ancora non raggiunto, ma la tendenza è chiara. Da 2 settimane il numero degli infettati cala, meno di 100 al giorno. Il governo può allentare la stretta. Das bedeutet auch, dass wir unseren Plan der Wiederöffnung des Landes. Questo significa che possiamo proseguire con il nostro piano per la riapertura, naturalmente a piccoli passi, con prudenza e sempre tenendo d'occhio i numeri. Ogni 2 settimane si fa una verifica e se necessario tireremo il freno a mano. Die Notbremse zu ziehen, falls es notwendig ist. Dal 1 maggio si può uscire di casa rispettando le distanze di sicurezza. Per i grandi magazzini e negozi le norme sono meno restrittive. Potevano ammettere un cliente ogni 20 metri quadrati a disposizione, ora possono ammettere un cliente ogni 10 metri. Locali pubblici e ristoranti preparano la riapertura per il 15 maggio. Andrà tenuta una distanza minima tra i tavoli di 1 metro. Gli alberghi potranno riaprire il 29 maggio e così le piscine. Dopo 6 settimane riaprono anche le scuole, sia pure a scaglioni. Lo facciamo perché scolari e studenti hanno bisogno di stare insieme e perché la scuola per sua natura è un luogo di comunità. È necessario riaprire, a maggior ragione dopo questa lunga fase di scuola a distanza, costata molto impegno agli studenti, ai genitori e agli insegnanti. Per la gran parte del 1 milione di scolari e studenti austriaci le lezioni riprenderanno il 18 maggio e finiranno il 1 luglio. Gli studenti che affrontano la maturità saranno impegnati già da lunedì. Le lezioni sono organizzate in 2 turni per rispettare le distanze tra i banchi. Le località sciistiche del Tirolo sono state il maggior focolaio di infezione in Austria. La loro chiusura è stata disposta solo a metà marzo, almeno 2 settimane dopo la segnalazione dei primi casi di polmonite. Diversi gruppi di turisti stranieri hanno presentato denuncia. La salute pubblica è stata sottomessa agli interessi economici degli imprenditori del turismo bianco. Una grana per il governo del Tirolo e un duro colpo all'immagine della Repubblica Alpina. La pandemia provocata dal coronavirus ha posto in Europa, ma soprattutto nei Balcani, governi e governati davanti a una scelta netta e drammatica: la salute o l'economia. Per le classi più povere la scelta è fra la salute e la fame. È il caso della grande comunità rom che vive in Bulgaria, una comunità che nelle grandi città è confinata in quartieri ghetto dove dominano il degrado e la povertà. Il governo e le autorità locali, per arginare l'epidemia, hanno deciso di bloccare i quartieri rom con la polizia. È stato fatto in diverse città, fra queste Sliven, Nova Zagora e Kazanluk. Nella capitale Sofia il blocco ha interessato i ghetti di Fakulteta e Filipovci. Provvedimento duramente contestato dai rom perché applicato solo nei loro quartieri e non anche negli altri dove erano stati rilevati casi di Covid-19. Il municipio di Sofia ha negato che il blocco dei quartieri rom rappresentasse una discriminazione, affermando che si trattava di un provvedimento per arginare l'epidemia, argomenti che non hanno convinto i manifestanti. Non esiste una cosa simile in nessun altro paese. In tutti gli ospedali ci sono bulgari infettati dal coronavirus, ma nessuno blocca i loro quartieri, i loro villaggi. Dov'è l'uguaglianza? Con il blocco a molti rom di Fakulteta e Filipovci è stato impedito di raggiungere i posti di lavoro e per questo sono stati licenziati. Si sono radunati qui dopo che molti di loro sono stati licenziati con una telefonata.
La maggioranza di questi manovali è stata licenziata al telefono dopo che i loro datori di lavoro hanno capito che vivono in un quartiere rom. Siamo stati licenziati perché viviamo in questo quartiere. Cos'è questo hotspot? Non lo so. Hotspot con 20 malati? 800 persone sono infette? Chi infettiamo? Ieri molte persone hanno lasciato Sofia. Perché hanno lasciato andare tutte queste persone? Non è giusto che qualcuno festeggi e se la spassi mentre altri muoiono di fame. L'insicurezza sociale e la certezza di essere discriminati sono stati i detonatori della protesta. A gestire la rabbia sono i funzionari di polizia. Non stiamo prendendo misure repressive. Per ridurre la tensione dobbiamo avviare un dialogo con loro. A Faculteta vivono 45.000 persone, solo una minima parte è impiegata in lavori stabili. Secondo il censimento del 2011, in Bulgaria ci sarebbero circa 325.000 rom, il 4,4% della popolazione totale. Si tratta però di un numero in difetto, in quanto moltissimi rom non dichiarano la propria appartenenza etnica per paura di essere discriminati. I demografi stimano che in Bulgaria almeno 800.000 persone siano di origine rom. A Varsavia, Danzica, Cracovia e altre città della Polonia sono stati posizionati dei distributori automatici di disinfettante e mascherine. La novità è stata accolta con approvazione dai clienti che, usando i distributori automatici, evitano le file nelle farmacie e nei supermercati per l'acquisto delle mascherine monouso chirurgiche. Anche in Polonia, come nel resto d'Europa, sono state introdotte misure per il distanziamento sociale e l'obbligo di usare le mascherine nei luoghi pubblici. Nelle Marche, negli ospedali della provincia di Pesaro, per combattere il coronavirus hanno lavorato come volontari anche 13 medici e infermieri ucraini, 7 anestesisti, un infettivologo, 5 internisti e 7 infermieri, 3 di terapia intensiva e 4 non intensiva. Un segno di solidarietà non scontato. Il personale del sistema sanitario dell'Ucraina deve affrontare quotidianamente gravi difficoltà e fare grandi sacrifici a causa della guerra nel Donbass. Erano arrivati i primi di aprile a supporto degli ospedali di Marche Nord e Urbino. A distanza di quasi 20 giorni, una di loro, Anastasia, ne fa con noi un bilancio. Poca la loro esperienza sulla gestione di emergenze di queste dimensioni, racconta l'anestesista ucraina. Queste settimane sono state fonte di grande apprendimento per noi. Dai macchinari alle procedure, i protocolli, fino alle terapie. Tutto è stato molto utile. Un aspetto che forse andrebbe migliorato, sottolinea la dottoressa, è che quasi nessuno dei medici italiani parlasse inglese e questo ha reso molto difficile la comunicazione. Un'esperienza che si avvia alla conclusione nata dalle richieste presentate dalla regione e che ha rafforzato i rapporti italo-ucraini, come ci ha raccontato in una videochiamata il vice ambasciatore a Roma. Ovviamente il valore fondamentale è la solidarietà, quindi i nostri medici lavorano qua per affiancare i loro colleghi italiani. Nello stesso tempo possono poi condividere questa esperienza anche in Ucraina con altri medici per poter fronteggiare meglio anche queste sfide di coronavirus in Ucraina. Quello che si portano a casa è l'esperienza soprattutto legata alla gestione manageriale di questa situazione. Durante il nostro lavoro qui, ci racconta, ho scritto dei messaggi ai miei colleghi sulle questioni organizzative. Dicevo, dobbiamo fare come fanno loro, un passo alla volta, prima 1, poi 2, poi 3. Step 1, step 2, step 3. Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia. Radio Italia, radijska emisija. Anche in Bosnia il distanziamento sociale e il confinamento nelle abitazioni ha fatto riscoprire alle persone il fascino della radio. In questo contesto, sulle frequenze di Radio Sarajevo, sta avendo un grande successo la trasmissione Radio Italia, trasmissione che viene poi riproposta in tutto il paese da un gruppo di radio locali. Realizzata con l'aiuto dell'ambasciata italiana, la trasmissione è condotta da Faruk Çaluk. Ogni mercoledì a mezzogiorno offre una panoramica sulla cultura italiana
italiana, l'arte, la lingua, la musica e il cibo. Dobar vam dan i dobro nam došli. Kroz emisiju Radio Italia narednih sedmica Grande la risposta degli ascoltatori, tra cui moltissimi che hanno vissuto e vivono nel nostro paese. Molte le sorprese, dal saluto di Amra ed Edin Dzeko, il centroavanti della Roma, è un figlio di Sarajevo, e poi Eros Ramazzotti. Ciao Sarajevo, ciao amici della Bosnia-Erzegovina, sono Eros Ramazzotti. Voglio mandarvi un saluto e dirvi che ce la faremo tutti insieme. Torneremo ad abbracciarci e più forti di prima. Teniamo duro. Un abbraccio grande da Eros. Ciao. Questo suo tweet è diventato virale. No, scusate, non possiamo dire virale, sta spopolando. Anni fa, il 4 maggio del 1980, a Lubiana moriva Josip Broz Tito, il padre della Jugoslavia socialista. Ancora pochi giorni e avrebbe compiuto 88 anni. Alla notizia della sua morte, la Jugoslavia si fermò. Ci fu un momento di forte commozione, emotività indotta anche dalla paura per il futuro. Simbolo di quello smarrimento sono le immagini della partita tra il Hajduk e la Stella Rossa, interrotta alla notizia della morte del Presidente della Repubblica. Lo stadio in lacrime. 10 anni dopo, negli anni 90, i tifosi delle due squadre diedero vita a bande paramilitari nazionaliste. Capo della resistenza ai nazifascisti, fondatore della Jugoslavia federale, nel 1948 primo leader comunista a liberarsi al gioco di Stalin, statista che ha provato a creare un socialismo dal volto umano, ma anche dittatore, spietato nel sopprimere ogni opposizione. Josip Jurjevec, storico, rimarca come il giudizio su Tito non può essere unilaterale. Non era così oppressivo come era il regime di Stalin o anche dei successori di Stalin. In Jugoslavia si cercava di creare il socialismo dal volto umano, senza riuscirci per la verità. Il problema grosso è che i comunisti jugoslavi non sono riusciti mai a creare un'economia valida, capace di funzionare, e questa è la ragione principale per lo sfacelo appunto del paese. La storia della Seconda Guerra Mondiale ha affiancato Tito ai leader della coalizione antifascista come Churchill, De Gaulle e pochi altri. Tito durante la Seconda Guerra Mondiale ha dimostrato enorme coraggio e anche idealismo, direi, perché si è opposto tanto a Hitler quanto a Mussolini, ha predicato la fratellanza fra i popoli jugoslavi, è stato l'unico appunto a sostenere questo ideale, e anche successivamente durante la sua lunga vita ha condotto una politica molto spesso illuminata. Si pensi per esempio alla politica del non allineamento, cioè al tentativo di allearsi con i paesi del terzo mondo e aiutarli a sollevarsi dalla miseria. Tito amava Bacco, tabacco e anche Venere, ospitava personaggi del jet set mondiale, Liz Taylor, Richard Burton, Silvia Koshyna, Sofia Loren. Parte del suo fascino e anche della sua popolarità tra i popoli jugoslavi era proprio questo suo modo di vivere, di voler vivere bene, di volere il bello, di permettere anche agli altri di vivere bene, non al suo livello ovviamente, ma comunque in maniera decente, ben diversa appunto dai paesi del socialismo reale. E questa forse è la fonte di quella che nei paesi della ex Jugoslavia chiamano la Tito nostalgia? Si viveva in una certa sicurezza sociale, c'era abbondanza, relativa abbondanza di mezzi finanziari grazie ad aiuti esterni, e c'era libertà di viaggiare, di comunicare con il mondo, ma anche di importare idee dal mondo occidentale, cosa che per esempio a Mosca, a Varsavia, a Praga era impensabile.
Ai funerali di Tito parteciparono 4 re, 31 presidenti, 6 principi, 22 primi ministri e 47 ministri degli esteri. L'Italia era rappresentata dal presidente Sandro Pertini.